Non è contemplabile il fatto che si dica a priori che non si tratta, visto e considerato che stiamo parlando della protezione civile, una materia concorrente, quindi già parte è in pancia alle regioni, quindi vorrei far capire che magari c'è ancora qualche aggiustamento da fare, ma nell'interesse dei cittadini. Nessuno vuole chiudere ministeri, nessuno vuole portare via scrivanie, vogliamo semplicemente migliorare la vita dei cittadini. A noi serve il Ministero della Protezione Civile, guai a non averlo, però è pur vero che sul territorio poi bisogna calare il lato pratico. Immaginiamo che siccome è una competenza concorrente quella della protezione civile, possiamo fare un esercizio mnemonico. Se togliessimo tutto quello che abbiamo dato alle regioni e lo restituissimo allo Stato, la protezione civile sarebbe gestita in uguale maniera? No. Ma è altrettanto vero che il fondatore, il papà, il padre della protezione civile, Zamberletti, terremoto del Friuli 1976, 6 maggio, disse con la ricostruzione esemplare del Friuli, disse qui ha funzionato perché abbiamo delegato i territori, e parla proprio della regione e degli enti locali. Nel 1980, 4 anni dopo, l'Irpinia è stato un disastro, ma